Nel web i video che riguardano l'alieno che quest'estate ha tenuto banco proliferano. Barche colme, allevamenti in ginocchio, pescatori e famiglie che non sanno più a che santo votarsi, mentre le femmine del granchio blu vanno in mare a rilasciare i loro milioni di uova. I ristori arriveranno dallo Stato 2.900.000 euro, dalla Regione 80.000 euro. Intanto ci si ingegna sul trasformarlo in pietanza, anche se c'è chi ha detto che la lotta al granchio blu non deve essere trattata come uno show cooking. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà al porto di Pila, a Porto Tolle, nel Rodigino, alle 11:30 di domani, mercoledì 23 agosto. Visiterà il delta del Po che è afflitto dal problema della proliferazione del granchio blu. Avrà modo di incontrare i pescatori al rientro dalla pesca, attività da mesi compromessa dalla proliferazione dei granchi blu che stanno distruggendo gli ambienti lagunari, in particolare i luoghi dove si svolge la tradizionale molluschicoltura polesana. All'incontro, oltre alle istituzioni del territorio, saranno presenti rappresentanti di Coldiretti regionali e locali. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.